Due pescherecci con 10 persone a bordo ciascuno, al rientro verso Porto Empedocle dopo una battuta di pesca a circa 10 miglia dalla costa di Licata, entrano in collisione. Uno affonda nel giro di qualche minuto, l'altro imbarca acqua a causa di una falla. Viene lanciato il Mayday per chiedere soccorso. Inizia così l'esercitazione denominata SEA Subsarex 2023, coordinata dalla Guardia Costiera con il coinvolgimento di altri enti. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che ha raccolto la richiesta di soccorso, dispone subito l'invio sul luogo della collisione di una motovedetta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, in quanto più vicina al luogo del sinistro. Il secondo motopesca comunica intanto che l'utilizzo delle pompe di sentina azionate per cercare di svuotare la sala macchine dall'acqua non sta dando risultati apprezzabili e c'è il concreto pericolo di affondamento. Per quanto riguarda l'equipaggio del motopescareccio affondato, si procede inizialmente al recupero dei naufraghi che, gettandosi in mare, si sono concentrati in un gruppo al fine di attirare l'attenzione dei soccorritori. Pressoché simultaneamente si inizia la ricerca dei dispersi, che viene condotta con l'ausilio di un elicottero e anche con mezzi navali, tra cui una motovedetta della Guardia di Finanza, inviati nell'area di interesse dal secondo MRSC di Palermo, Maritime Rescue Subcenter, che nel frattempo ha assunto il coordinamento delle operazioni. Le motovedette SAR della Guardia Costiera e l'unità della Guardia di Finanza, arrivate sul luogo della collisione con non poche difficoltà, recuperano tutti i naufraghi che vengono portati in porto ed affidati alle cure mediche dei sanitari in un PMA, posto medico avanzato, allestito a cura della Protezione Civile con la presenza di personale del 118. L'esercitazione, ha detto il comandante della Capitaneria di Porto Antonio Vendriglia, ha confermato la grande efficienza operativa della Guardia Costiera di Porto Empedocle e la non comune capacità di coordinamento del 12° MRSC, il cui intervento si è rilevato decisivo ai fini del buon esito dei soccorsi.